Il pubblico ministero Stefano Sallicano ha notificato la chiusura delle indagini nei confronti di Fabio Bellanca, 37 anni di Agrigento, accusato di minacce e rivolte nei confronti del procuratore aggiunto della Repubblica di Agrigento Salvatore Vella. A sto pubblico ministero cucitolo la maffari satari. È questa la fase incriminata che Fabio Bellanca, originario di Oppolo Giancaxio, avrebbe detto in tono minaccioso in una calda giornata del mese di luglio nel centro commerciale Città dei Templi al procuratore di Agrigento Salvatore Vella. Grazie alle immagini di videosorveglianza e all'intervento immediato dei carabinieri del reparto operativo di Villa Seta è stato possibile risalire all'identità dell'uomo. Bellanca, difeso dall'avvocato Daniele Re, è stato arrestato nell'agosto scorso con l'accusa di estorsione ai danni di una donna di 57 anni di Petralia Sottana. In totale sarebbero circa 30.000 gli euro sottratti, soldi che Bellanca avrebbe accumulato attraverso vaglia postali e ricariche post-pay. Bellanca si è difeso dicendo che la somma ricevuta era un prestito. La CGIL è al fianco del giudice Vella contro la prepotenza mafiosa. Il sindacato in una nota scrive: esprimiamo a nome di tutta l'organizzazione la nostra convinta e totale solidarietà. Il giudice Salvatore Vella è un magistrato serio e scrupoloso, cui si devono importanti risultati investigativi nella lotta contro la mafia.